Ciao a tutti e bentornati nello spicchio di YouTube. Siete mai stati in Sardegna? Un'isola di spiagge caraibiche, certo, ma anche una terra ancestrale, custode di miti e leggende che affondano le radici in un passato lontanissimo. Oggi viaggeremo insieme nel cuore più oscuro del suo folklore, per scoprire una figura tanto affascinante quanto terrificante. Sa Filonzana. Immaginate una notte buia durante il carnevale. Le strade si riempiono di maschere inquietanti, suoni cupi e un'atmosfera sospesa tra il sacro e il profano. Tra tutte ne spicca una vecchia donna, curva, vestita di nero, con il volto coperto o nascosto dall'ombra. In mano non ha dolci o coriandoli, ma una rocca e un fuso, gli antichi strumenti per filare la lana. Questa è Sa Filonzana, la filatrice del destino. Il suo nome deriva dal sardo su filu, il filo, e Filonzana significa appunto filatrice. Ma non lasciatevi ingannare dall'apparenza umile di questo gesto. Il filo che tiene tra le dita non è un filo qualunque, è il filo della vita umana. Come le parche della mitologia greca o le norne di quella nordica, Sa Filonzana ha il potere di decidere la sorte degli uomini. È lei che tesse il destino di ogni persona e con un semplice gesto può allungare o, peggio, tagliare quel filo, decretandone la fine. Questa figura emerge soprattutto durante il carnevale, in particolare in Barbagia, una delle zone più interne e tradizionali dell'isola. Appare come una maschera silenziosa e sinistra, che si aggira tra la folla. Non parla, non balla, osserva. Il suo silenzio è più assordante di qualsiasi grido. La gente la teme, la rispetta e soprattutto cerca di ingraziarsela. Durante le sfilate è usanza offrirle da bere, sperando che in cambio sia generosa e non tagli il filo della vita troppo presto. Se rifiuta il vino o se qualcuno la disturba, la minaccia è implicita e terribile. Il suo fuso potrebbe recidere il filo del malcapitato prima della fine dell'anno. Ma chi è veramente Sa Filonzana? Le sue origini sono avvolte nel mistero. Molti studiosi la collegano a culti precristiani legati alla vita, alla morte e alla rinascita. Potrebbe essere la reincarnazione di un'antica divinità madre, una signora del tempo che governava i cicli della natura e, di conseguenza, della vita umana. La sua associazione con la lana e la filatura non è casuale. Filare era un'attività femminile fondamentale nelle antiche società pastorali sarde. Un atto quotidiano che si caricava di un profondo simbolismo. Creare qualcosa dal nulla, proprio come la vita. Con l'arrivo del cristianesimo, queste figure pagane sono state spesso demonizzate o trasformate. Sa Filonzana è diventata una specie di strega, un presagio di sventura. La sua figura è stata assimilata a quella della morte stessa, una versione sarda del cupo mietitore, ma con un'arma ancora più sottile e inesorabile, un semplice filo. È la personificazione dell'imprevedibilità del destino, un monito costante che ci ricorda quanto la nostra esistenza sia fragile e appesa, letteralmente, a un filo. La sua rappresentazione nel carnevale barbaricino è potentissima. Di solito è accompagnata da altre maschere, come i mamutones e gli isoadores di Mamoiada, o i boes e merdules di Ottana. In questo teatro a cielo aperto, Sa Filonzana rappresenta l'elemento ineluttabile, la fine che incombe su tutti. Mentre le altre maschere rappresentano la lotta tra l'uomo e la natura, la fertilità e il caos, lei è lì a ricordare che, alla fine, è il destino a tessere l'ultima trama. A volte la sua figura è così temuta che, durante le rappresentazioni, si inscena un finto processo. La comunità la accusa di portare sfortuna e, simbolicamente, la condanna a morte, bruciando un fantoccio che la rappresenta. È un rito apotropaico, un modo per esorcizzare la paura della morte e per sperare in un anno nuovo prospero e in una vita lunga. Bruciando la filatrice si cerca simbolicamente di fermare il suo potere, di prendere il controllo sul proprio destino, anche se solo per un momento. Questa leggenda, però, non si limita al solo carnevale. In molti racconti popolari sardi, Sa Filonzana è una presenza che può manifestarsi in qualsiasi momento. Si dice che appaia nelle case dove qualcuno sta per morire, seduta in un angolo,
intenta affilare silenziosamente. La sua comparsa è un annuncio funebre, un segno che il tempo per quella persona è giunto al termine. Immaginate il terrore di vedere questa figura spettrale nella penombra della propria stanza, sapendo cosa significa la sua presenza. È interessante notare come questa figura sia quasi sempre femminile. Nell'antichità, la donna era vista come colei che dà la vita, ma anche come colei che ne conosce i segreti più profondi, compreso quello della fine. Safilonzana incarna questa dualità. È una figura quasi materna nel suo atto di creare il filo, ma allo stesso tempo è una giudice spietata. Rappresenta la natura stessa, che è allo stesso tempo culla e tomba. Oggi, la maschera di Safilonzana continua a sfilare nei carnevali sardi, un'attrazione per i turisti. Ma per la gente del posto rimane un simbolo potente. È un pezzo di storia vivente, una tradizione che si rifiuta di morire e che ci connette a un mondo arcaico e alle paure più profonde dell'umanità. Ci ricorda che, nonostante tutta la nostra tecnologia e il nostro progresso, non abbiamo ancora il controllo sul nostro tempo e sul nostro destino. La prossima volta che vi capiterà di tenere un filo tra le dita, pensate a Safilonzana e alla fragilità della nostra esistenza. Questa figura non è solo una maschera spaventosa, ma un profondo spunto di riflessione. Ci insegna a rispettare il tempo che ci è concesso, a vivere ogni giorno con intensità e a non dare mai nulla per scontato. Perché da qualche parte, in un'isola antica al centro del Mediterraneo, una vecchia filatrice potrebbe avere il nostro filo tra le mani. La Sardegna è davvero una terra magica, piena di storie come questa. Se volete scoprirne altre, non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella delle notifiche. Raccontatemi nei commenti se conoscevate già Safilonzana o se ci sono leggende simili nel vostro paese. Grazie per aver viaggiato con me e alla prossima avventura. Ciao!